benvenuti al punto, benvenuti qui a Telefriuli, benvenuto al sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Benvenuto onorevole, come stiamo? Buongiorno, stiamo bene, stiamo bene. Bene, allora, come sapete, lui si ricandida alla corsa per essere riconfermato sindaco di Udine. Prima ha spaventato la sua maggioranza, l'opposizione non ha ancora preso appunto posizione, poi l'ha preso in contropiede, si è ricandidato e pare che sia con la sua lista già pronta. È vero questo, una lista pronta? Sì, Oppure... la lista del sindaco, un po' tutti i capoluoghi di provincia l'hanno fatto, quindi lo farà anche Udine. Ci sarà una lista Fontanini, io spero con persone magari non legate ai partiti, che non vogliono così avere un'appartenenza partitica, che vogliono mettere a disposizione della città e quindi partecipano a questa competizione elettorale. Spero di trovare professionisti, rappresentanti un po' della società, commercianti, insomma tutto quello che è la componente sociale della città di Udine. E quindi la Lega sarà un po' spaventata perché già adesso abbiamo qualche problema, dice il suo leader, no? Ma Però... la Lega ha la sua lista, fa la sua lista, io sono della Lega, non tradisco le mie origini, io ho sempre militato, prima ho militato nel Movimento Friuli, ma ho sempre militato in partiti autonomisti, in partiti federalisti che credono nell'autonomia e quindi mantengo ancora la mia fede, insomma, nei confronti della Lega. Ecco, i congressi, cosa dice questi congressi che si stanno svolgendo? Mi pare che Salvini è un po' in difficoltà, no? Beh, c'è un problema legato un po' al consenso che è calato rispetto a 5 anni fa, quando ci siamo presentati, quando sono nati i primi governi Conte. Adesso la situazione è un po' più difficile, bisogna tornare un po' più a contatto con le persone, interpretare, io penso, quei temi fondamentali che ci hanno portati ad avere sempre un certo consenso, che sono l'autonomia. Noi siamo una regione a statuto speciale, quindi per noi l'autonomia è qualcosa di importante, e penso anche in federalismo, in un'Europa federale che rispetta le varie realtà e che vuole essere anche una componente unita per affrontare temi molto molto delicati e molto importanti che purtroppo stiamo vivendo, come la guerra, come i costi delle materie prime che sono scoppiati, quindi sono tutte questioni che vogliono un'unità, vogliono un coordinamento, ecco perché l'Europa in questi settori dovrebbe svolgere un ruolo più importante rispetto a quello che sta facendo. Ecco, senta, che bilancio presenta per Udine? Lei si ricandida, molte cose ha fatto, molte cose restano da fare, per esempio le opere? Beh, le opere ne abbiamo fatte tante, ma ce ne sono altre ancora in attesa. Abbiamo ricevuto più di 50 milioni dal governo per quanto riguarda il PNRR e quindi adesso questi soldi dovranno diventare opere in realtà. Abbiamo avuto un piccolo problema legato all'aumento dei prezzi, quindi abbiamo dovuto rivedere i costi e questo ha rallentato un po' le cose. Ha anche posticipato alcune opere perché non c'è la copertura finanziaria, quindi qui speriamo che il governo riveda un po' le condizioni, i tempi soprattutto, no? Perché ha messo dei tempi molto stretti, perché con questi tempi è un po' difficile riuscire a mantenere sempre quella scadenza che è stata prevista. E poi la Regione, come ha sempre fatto, un aiuto per gli investimenti, per le opere che qualificano il territorio, che danno spessore in pratica a quella che è in questo caso la città di Udine. Senta, al castello, l'assessore, come va? L'assessore lo facciamo, è una cosa importante, parte da Piazza Primo Maggio e arriva sul piazzale, questo per invogliare la gente a salire sopra e guardare il panorama, non solo della città, ma io direi delle nostre montagne, anche perché abbiamo la fortuna di avere questa elevazione. Sono pochissime città che hanno al centro proprio della città un'elevazione come la nostra del Colle, e poi dare la possibilità anche a chi vuole visitare i musei che sono ospitati all'interno del castello. Mi pare l'attività culturale è stata intensa, no, in questo periodo. Sì, siamo molto soddisfatti perché la mostra La forma dell'infinito che abbiamo fatto quest'anno ha avuto 55.000 presenti. Non è mai successo che a Udine ci fosse una manifestazione artistica, di cultura, con una partecipazione così numerosa. A febbraio del prossimo anno parte, il 18 febbraio, parte un'altra mostra, sempre curata da Don Geretti. Il titolo è Insieme
60 opere che arrivano da tutto il mondo e che daranno la possibilità agli amanti dell'arte di poter veramente ammirare capolavori che saranno sempre ospitati all'interno di Casa Cavazzini. Ecco, Geretti è una firma che è un successo, insomma, no? Quindi Geretti è una garanzia e soprattutto è un regalo che abbiamo noi qui in Friuli. Lui tra l'altro è di Udine, è nato a Udine, è cresciuto a Udine, ora adesso svolge il suo ministero sacerdotale su a Tolmezzo a Illeggio, dove ha creato qualcosa di unico per la Carnia, per un piccolo paese della Carnia, e anche a Udine verrà a dare il suo contributo come lo ha già fatto. ecco, tra parentesi, ultimamente lei ha dato anche il sigillo a Scarello, no? Quindi anche, anche la cucina a Udine sta avendo i suoi fasti. Sta avendo i suoi fasti perché abbiamo fatto a Improsit ormai 2 edizioni con grandissimi chef arrivati da tutto il mondo, tra cui anche Scarello. Scarello ha 2 stelle, a Godia agli amici ha questo locale importante che attrae tantissimi clienti, tantissimi appassionati della ottima cucina e quindi è una risorsa per la città e soprattutto un punto di attrazione importante, ecco perché gli abbiamo dato questo riconoscimento dopo anni che lui è un 2 stelle, unico in regione fino a poco tempo fa e quindi è una risorsa importante per la città di Udine. Un altro biglietto da visita. Sì. Senta, la macchina comunale come sta andando? Perché i concorsi qualche volta c'è questo turismo, come si chiama, concorsuale, uno arriva, aspetta, vede, torna, va. Uno arriva e poi magari scappa, dove scappa? Va in regione. Purtroppo si chiama comparto unico, no, dei dipendenti pubblici, i comunali e i regionali dovrebbero essere la stessa cosa, invece non è così perché i dipendenti della regione hanno la fortuna di avere la 14ª, i dipendenti comunali si fermano alla 13ª mensilità. Allora questa cosa andrebbe sanata perché c'è continuamente gente che lascia i comuni per andare a lavorare in regione. La regione adesso è in pieno organico, i comuni invece stanno soffrendo perché oltre ai pensionamenti c'è anche questo passaggio alla regione dai comuni. E quindi abbiamo difficoltà con i concorsi a mantenere un certo numero di dipendenti e questo provoca anche difficoltà. Noi magari non tanta perché siamo un comune abbastanza grosso, quindi abbiamo più di 700 dipendenti, ma mi immagino i comuni del nostro Friuli che hanno 8-10 dipendenti, magari ne mancano 2-3 e questo provoca veramente dei vuoti per poter dare i servizi. Quindi bisognerebbe che la Regione si impegnasse per vedere di dare una soluzione a questo discorso del comparto unico, equiparare effettivamente tutti, cioè dai comunali ai regionali, avere lo stesso trattamento economico e anche i trattamenti accessori. Non c'è differenza, sono tutti dipendenti pubblici, tutti che svolgono un ruolo importante a favore dei cittadini, però non deve esistere questa differenziazione economica così forte che porta continuamente ad andare in regione. Insomma, è un po' di equità e giustizia, insomma, in sostanza. Ecco, tributi e tasse, lei è stato criticato proprio per questa raccolta, ma poi alla fine mi pare che lei ha avuto ragione perché è la tassa che in qualche modo è più bassa. È la seconda più bassa in Italia, io lo dico sempre, io ho amministrato quasi 5 anni questa città senza chiedere soldi in più ai cittadini, non ho aumentato l'IRPEF, l'addizionale IRPEF, non ho aumentato se non di poco la Tari, che è la tassa sui rifiuti, ho mantenuto in pratica le tariffe sempre uguali, sempre ferme e ormai sono 5 anni che questo accade. E nello stesso modo ho fatto tante opere, ho fatto tanti investimenti. Quindi probabilmente io penso che questa sia una delle regole importanti di un amministratore, perché è facile amministrare chiedendo sempre più soldi ai cittadini. È più difficile, ma io penso di avercela fatta, non chiedere ulteriori soldi alla gente e riuscire lo stesso a mantenere un livello di servizi ottimale, a fare gli investimenti, a fare quelle cose che in questi anni ho fatto nella città di Udine. Senta, la relazione con i comuni della cintura, com'è? Ma è buona, però deve migliorare perché dobbiamo dare assieme ai comuni l'immagine
di una città o meglio di un territorio molto grande. Noi soffriamo un po' così, non dico la prepotenza, che è una parola sbagliata, ma insomma la forza della città di Trieste. Ma se mettiamo Udine insieme ai comuni della cintura, noi arriviamo agli stessi abitanti della città di Trieste, forse qualcosa in più. Allora vuol dire che anche noi siamo una realtà importante in questa regione e vorremmo avere lo stesso trattamento che ha la città di Trieste. Una specie di grande Udine in sostanza. Sì, una specie di grande Udine, senza questo vuol dire annullare i comuni che sono presenti nella cintura, però coordinare le azioni, avere in pratica una sinergia per quanto riguarda certi servizi e soprattutto certe iniziative che possono dare un'immagine di una realtà più grande rispetto alla situazione attuale. Ecco, senta, in chiusura, velocemente, la decisione delle Belle Arti ha messo un po' in croce i negozi e soprattutto i pubblici esercizi, no? Questa è una decisione molto strana, anche se deriva da una legge dello Stato. Era stata in pratica questa legge messa così da parte perché c'era il Covid e quindi la sovrintendenza aveva chiuso un occhio per quanto riguarda l'occupazione degli spazi pubblici. Però ricordo che tutti i comuni hanno un regolamento per quanto riguarda l'occupazione di questi spazi esterni, che sono tra l'altro di proprietà dei comuni, non sono di proprietà della sovrintendenza, le piazze, le strade sono cose di proprietà comunale. E vogliono mettere anche loro, vogliono mettersi anche loro in mezzo, quindi aumentando la burocrazia, quindi non basta fare una domanda al comune, bisogna chiedere anche alla sovrintendenza un parere. Purtroppo il parere della sovrintendenza rischia di arrivare 90 giorni dalla richiesta, quindi questo significa compromettere l'attività di un'attività economica, perché si sta vivendo una crisi economica, difficoltà, il costo delle materie prime, il costo dell'energia, sono tutte cose che stanno pesando economicamente sulla qualità economica delle varie attività. Ecco, senti, in chiusura, ha già uno slogan per la sua campagna elettorale, non so, la butto lì, sindaco della capitale Friuli. Ma Udine senz'altro è la capitale del Friuli, bisogna che gli udinesi si convincano di più di questo ruolo, amino di più il Friuli e in questo io sto portando avanti anche un discorso per quanto riguarda la lingua friulana, quindi maggiore rispetto del friulano, maggiore anche far conoscere di più quello che è il Friuli attraverso la città di Udine, quindi tenere in città le eccellenze del nostro territorio e dare un'immagine di accoglienza, di attenzione per quanto riguarda la cultura di tutto il nostro Friuli. Bene, grazie al sindaco di Udine Pietro Fontanini, grazie per la sua disponibilità e la sua presenza, grazie a voi e naturalmente noi ci vediamo alla prossima con un altro primo cittadino.